bentrovati a Diffusion, il salotto di TV, la TV del digitale terrestre più giovane, fresca e innovativa che c'è. Come ogni giovedì parliamo assieme di animali, questa volta protagonisti sono gli uccellini, quelli che normalmente si tengono in casa come i coccoriti, i diamantini, quindi andiamo insieme a scoprire i consigli dei nostri esperti. Vorrei fare una domanda. Devo regalare un uccellino alla mia amica e vorrei sapere quali sono gli uccellini che si addomesticano meglio. Allora, esistono tantissime razze e varietà di uccellini, ovviamente ognuna con le proprie caratteristiche e la propria indole. Sicuramente quelle che hanno un grado di intelligenza, di doti che più rispecchiano quello che noi intendiamo per addomesticare è tutto l'ordine degli psitacei, quindi degli pappagalli, parrocchetti e pappagallini. Quelli più conosciuti sono sicuramente gli inseparabili e oltre a parrocchetti di dimensioni un pochino maggiori come ad esempio la calopsite, i lori e altri parrocchetti un pochino meno conosciuti come ad esempio il cacarichi. Ovviamente addomesticare non è un salto così facile, è un apprendimento lento e graduale, esattamente come per noi quando da piccoli nasciamo e dobbiamo imparare un sacco di cose. La cosa migliore è appunto stare su questo tipo di pappagallini e avere tantissima pazienza e tantissimo tempo da dedicare loro per poi insegnargli pian pianino le cose che a noi ci fanno più piacere, come stare sulla spalla, venirci a cercare, usare dei richiami che noi riconosciamo come il chiamare, però per questo ci vuole tanta pazienza e tanto affetto. Esistono malattie che possono essere trasmesse dagli uccelli all'uomo? Tutti gli uccelli possono, come tutti gli animali di questo mondo, trasmettere alcuni tipi di malattie all'uomo. È ovvio che questo, soprattutto per la distanza genetica che c'è tra l'uomo e gli uccelli, è un evento assolutamente non frequente, oserei dire quasi raro. La cosa per cui ci sono diversi tipi di malattie, però estremamente rare, e quando questo accade molto spesso ne sentiamo notizie dai giornali e dalle TV, come ad esempio è capitato nell'influenza aviaria. Per le specie che noi riteniamo domestiche questa evenienza è ancora più rara e io parto dal presupposto che un animale sano non può trasmettere assolutamente nulla ad una persona, per cui la regola fondamentale è quella di mantenere i nostri animali in un corretto stato di igiene e di salute. Questo si ottiene ovviamente disinfettando e lavando periodicamente tutto ciò che sono gli accessori delle gabbie, come ad esempio le mangiatoie, i giochi, i posatoi, e cambiando completamente il fondo frequentemente, quindi almeno una volta a settimana. Ho comprato un inseparabile, vorrei sapere qual è la vita media di questi animali. Ovviamente la vita media è molto soggettiva e dipende molto dal tipo di uccellino che noi abbiamo in casa. Tutto ciò che noi chiamiamo esotici, quindi come ad esempio i bengalini, i diamantini di Gould e tutti quegli animaletti che noi identifichiamo come una forma, si chiamano passeriformi, molto piccoli, la loro dimensione gli crea l'esigenza di un metabolismo molto accelerato. Come per noi un metabolismo accelerato equivale a una vita media più breve. Animali di dimensioni maggiori hanno una vita media più lunga. Pensiamo ai grandi pappagalli e parrocchetti che appunto, come diceva la mia collega, possono tranquillamente raggiungere anche i 15-18 anni. Diciamo anche che in base alle condizioni di vita del tuo inseparabile o uccellino, quindi di pulizia e igiene della gabbia e di un'equilibrata alimentazione, la vita media del tuo amico può variare notevolmente. Un altro fattore molto importante da aggiungere è sicuramente quello dello stress. Tutti gli uccelli sono animali molto sensibili allo stress e per stress intendiamo anche cose che per noi non sono stressanti, cioè
nel processo di addomesticamento il tirarlo fuori spesso dalla gabbia, il costringerlo alla nostra compagnia o a determinate azioni o cose, o semplicemente il tenerlo fuori dalla sua gabbia, dai suoi spazi, induce nell'animale un forte fattore di stress. Lo stress, come per noi, ovviamente è un cattivo amico della vita lunga e felice del nostro amico, per cui il consiglio è quello appunto di rispettare la sua libertà, rispettare la sua indole, coinvolgerlo sì in un processo di addomesticamento e di compagnia, perché è il motivo per cui lo prendiamo, ma sempre avendo rispetto delle proprie esigenze e dei suoi tempi di riposo. Per quanto riguarda l'alimentazione, quello che noi consigliamo di dare al vostro inseparabile, canarino o bengalino, diamantino, il vostro uccellino domestico, è una buona miscela, possibilmente vitaminizzata, equilibrata nella percentuale di granaglie all'interno, accompagnata da un bastoncino all'uovo, soprattutto nei periodi riproduttivo, e accompagnato dall'osso di seppia che gli serve sia per il processo digestivo e anche come fonte di calcio. Se parliamo di bengalini o quindi diamanti mandarini, è utile, molto utile la spiga di panico, non tanto per inseparabile la coccorita, e un'aggiunta di un biscottino o uno stick che di solito piace molto darlo ogni tanto come premietto, come le cornia. La cosa importante è che questi biscottini, questi snack siano formulati e studiati appositamente per loro. Lo sbaglio più comune che si può fare è quello di dare loro i nostri biscotti, i nostri snack. Questo assolutamente non va bene, hanno un carico di zucchero molto elevato, per cui questo è da evitare. Esistono in commercio un sacco di prodotti specifici per loro che fanno contenti loro quanto noi nel vederli soddisfatti nel mangiare. Dimenticavo inoltre il grit, che potete utilizzarlo sia come fondo, il grit è praticamente un macinato di gusci d'ostrica o conchiglie, e si può utilizzare sia nel fondo della gabbia, ma noi consigliamo di metterlo in una ciotolina a parte, perché nel fondo della gabbia andrebbe cambiato molto spesso, perché ovviamente cadendo i bisogni dell'uccellino poi loro vanno a mangiarlo e questo non è tanto salutare, quindi meglio una ciotolina a parte. Eventualmente potete anche integrare, nel caso in cui abbiate qualche foglia di verdura fresca o ad esempio una fettina o le bucce della frutta che voi sbucciate e mangiate abitualmente, potete dargliela tranquillamente, perché assolutamente è una leccornia per loro molto gradita. Per quanto riguarda la verdura non ci sono grossi problemi, per quanto invece riguarda la frutta, attenzione, perché anche questa è molto zuccherina, per cui può provocare problemi digestivi, per cui va data, si può dare, ma in piccole quantità alla volta. Ricordiamo inoltre di darla non fredda e nemmeno bagnata, quindi a temperatura ambiente. Se hanno problemi digestivi, allora innanzitutto bisogna ricordare che tutti gli uccelli in generale, proprio per una loro strategia difensiva in natura, tendono a mimetizzare lo stato di malattia. Per cui questi animali, nel momento in cui li si vede abbattuti o si presuppone che abbiano qualcosa che li fa stare poco bene, molto spesso il processo di malattia è già abbastanza avanzato. Per cui è fondamentale fare molta attenzione a tutto ciò che è l'abitudine del nostro animale, i suoi comportamenti naturali, i suoi comportamenti normali. Quando ci si accorge che qualcosa stona, che qualcosa non è nella solita vita quotidiana del nostro uccellino, è bene preoccuparsi. Gli atteggiamenti più classici sono il stare appoggiato sul fondo della gabbia col piumaggio gonfio o arruffato, tenere gli occhi chiusi, che vengono detti anche occhi a mandorla, e essere ovviamente poco vitale. Molto spesso nelle specie canore viene inibito il canto, per cui lo sentirete cantare meno. Sono patologie molto spesso difficili da interpretare, per cui il consiglio è quello di consultare un medico veterinario specializzato magari nelle specie aviarie il più presto possibile. Quando arriva a casa un uccellino come questi, che sono 2 lori, è importante offrire loro il massimo comfort. Quindi vediamo come si può allestire in una maniera corretta una gabbia per gli uccellini. Si parte ovviamente dal fondo. Tutte le gabbie moderne hanno un cassetto che si estrae in modo da rendere più semplice la pulizia della gabbia. Non è necessario togliere la parte superiore in metallo o spostare l'uccellino dalla sua gabbia, perché è sufficiente versare
il fondo nel cassetto. Il fondo deve essere un fondo naturale perché molto spesso loro amano becchettare il materiale, per cui noi consigliamo o del tutelo di mais o eventualmente del grit. L'importante è fare uno strato che sia sufficiente a coprire completamente la plastica, si stende in modo da rendere uniforme la copertura e semplicemente si rinfila all'interno. Ovviamente il semplicemente non verrà mai. Ok. Il fondo ha la funzione di assorbire le feci e le urine degli uccelli in modo da disidratarle e quindi rendere più salubre l'ambiente. Dopodiché è importante creare all'interno della gabbia, questa ad esempio è una gabbia specifica per dei parrocchetti o degli inseparabili che si prevede di poterli tenere fuori dai loro spazi, per cui questa apertura serve in modo da mettere un posatoio tra i due sostegni, in modo che possa controllare le attività della casa, stando però vicino al suo luogo di riparo. Una volta allestiti i posatoi è importante fare attenzione a come vengono distribuiti. Uno sicuramente andrà vicino all'abbeveratoio o alle mangiatoie, quindi agli accessori che deve poter utilizzare semplicemente, e la distanza tra questi non deve essere eccessiva, non deve essere né eccessiva né troppo ridotta, in modo da permettere un volo ottimale. In questo caso ne abbiamo messi uno vicino alle mangiatoie, uno un pochino più in alto, e possiamo, visto che sono dotati di ali per cui adorano la posizione elevata, metterne uno più in alto, centrale, in modo da sfruttare l'altezza della gabbia. Una volta preparato l'arredamento è importante fornire le mangiatoie, per cui le vaschette in cui andremo a mettere l'alimento. In questa gabbia sono già predisposte con un coperchio a scatto. Quando si mettono le mangiatoie ricordate che hanno un'alimentazione a base di semi, loro sgusciano i semi e molto spesso tendono a lasciare la buccia del seme dentro la mangiatoia, per cui vi potrà apparire piena quando in realtà è solo piena di bucce. Una volta al giorno è importante soffiare dentro la mangiatoia, far volare via le bucce e colmare con i semi pieni. Per riempire le mangiatoie, come già detto, utilizziamo una miscela vitaminizzata per cocorite, inseparabili, quello specifico per la razza, e su 4 mangiatoie ne utilizziamo 2 per i semi, una per il bastoncino e in una mettiamo il grit. In modo che la maggior parte dell'alimentazione sia basata sul misto di granaglie. Non dimentichiamoci dell'osso di seppia che per tutte le specie è sempre utile per digestione e a calcio e apporto di calcio. Lo metto così. Una volta pensato al cibo è importante ovviamente provvedere all'apporto di acqua. L'acqua, mi raccomando, cambiatela tutti i giorni. Se utilizzate vitamine, da un giorno all'altro si deteriorano, quindi bisogna sciacquare bene il beverino e rimetterlo il giorno seguente. Per riempire un beverino, questi sono dei beverini fatti apposta, si aprono, si riempiono, eventualmente calcolate, se volete integrare le vitamine, le gocce, si chiudono a testa in giù e si posizionano nella gabbia. Nella gabbia, abbiamo detto, l'importante è assicurarci che vicino al beverino ci sia un posatoio per permettergli la beverata in maniera più veloce e semplice.
Sempre a proposito di acqua, un altro accessorio molto gradito ai nostri amici è il bagnetto. Il bagnetto non è altro che una camera in cui abbiamo una vaschetta che possiamo riempire con 2 o 3 dita d'acqua e mettiamo sulle aperture laterali poste nei lati stretti della gabbia in modo che possano rinfrescarsi durante i periodi estivi. Alcune specie, come ad esempio il cacaricchi, hanno bisogno del bagnetto durante tutto l'anno, altrimenti vanno incontro a fattori di stress per cui possono deplumarsi. Ovviamente nel momento in cui forniamo la possibilità di fare il bagnetto stiamo attenti alle correnti d'aria e alla temperatura a cui loro vivono, perché sono soggetti appunto a raffreddamenti. La si lascerà a disposizione per qualche tempo, mezz'oretta, il tempo per fare il bagno, poi la si toglie in modo che l'acqua sporca non venga né bevuta e neanche rimanga lì a deteriorarsi. Altre funzioni che possiamo mettere nelle gabbie sono appunto dei giochi, l'importante è non esagerare. Un gioco è più che sufficiente per distrarre il nostro animale quando è da solo, per cui si trova a dover passare del tempo senza poter occuparlo in maniera più divertente. Non dobbiamo però riempire la gabbia di giochi perché altrimenti potremmo occupare eccessivamente i suoi spazi. Piuttosto cambiate un gioco, lasciate sempre un gioco solo e cambiatelo spesso perché lui si possa divertire, passarsi più tempo e stressarsi meno. Importante è la posizione della gabbia all'interno della casa, quindi in un luogo luminoso, lontano da correnti d'aria, sbalzi di temperatura eccessivi e possibilmente non in cucina dove i fumi del teflon possono intossicarli. Ovviamente questa è una gabbietta che noi vi abbiamo allestito per gli animali più comuni che trovate nelle nostre case, come ad esempio tutti gli uccelli granivori. Ad esempio abbiamo detto cocorite inseparabili ed esotici. Quelli che io ho sulla spalla abbiamo detto sono dei parrucchetti, sono dei lori, mangiano degli estrusi miscelati appositamente per loro e assolutamente non vanno dati semi. Quindi è importante quando acquistate un animale informatevi sempre bene sulla loro etologia e sulle loro caratteristiche in modo da fornire tutto ciò che serve per vivere al meglio. Questi sono una coppia di uccellini, ovviamente come tutte le coppie hanno bisogno del loro spazio intimo. Nel momento in cui decidiamo di allevare una coppia di uccellini per metterli in riproduzione, per cui sperare in una nidiata, è importante fornire loro un nido. Il nido, come gli alimenti, come le gabbie, come tutto ciò che deve essere a loro disposizione, deve essere specifico per la specie che noi alleviamo. Esistono diversi tipi di nidi che hanno caratteristiche anche molto differenti, per cui se sbagliamo la tipologia di nido otterremo semplicemente che loro non lo riconosceranno come luogo in cui deporre le uova e riprodursi, per cui molto spesso non effettueranno né l'accoppiamento né tantomeno la nidiata. Ci sono diversi tipi di nidi in base anche alle specie degli uccellini che avete a casa, quindi cocorite e inseparabili andranno in cassette di legno o verticali o orizzontali. L'esotico, quindi il diamante bengalino, come altre comunque le specie esotiche, andranno in nidi di vimini a pera. Il canarino preferisce invece il nido aperto sostenuto da un'anella di metallo. A disposizione soprattutto per esotici e canarini potete mettere una palla nido, quindi con materiale all'interno come la juta, che potete applicare all'interno della gabbietta in modo che loro si possano divertire a prendere il materiale, a riempirsi il nido e imbottirlo come più gli piace. Invece per gli inseparabili oppure le cocorite potete al limite mettere a carta di giornale a disposizione, bacchetti e paglia. Ricordate che nel momento in cui decidete di far fare i piccoli alla vostra coppia, è per loro, come anche per noi, un evento molto stressante, per cui è bene supportarli anche dal punto di vista nutrizionale e lasciare loro la maggior tranquillità possibile. Non andate, ad esempio in questi nidi è possibile ispezionare l'interno, non andate continuamente a controllare lo stato delle uova o a disturbare la mamma che cova, e fornite loro un'alimentazione di maggior qualità possibile ed eventualmente un'integrazione vitaminica che possa sopperire ad esempio i classici deficit di calcio a cui la femmina può andare incontro se depone molte uova.
Siamo a disposizione per qualsiasi vostro dubbio, domanda o chiarimento e alla prossima. Ciao Lori. Ciao. Ciao. Ciao Lori. Avete visto quante cose si possono scoprire sui nostri piccoli amici volatili? Bene, la puntata di Diffusion si chiude qui, ma io vi ricordo che se avete delle domande da fare ai nostri esperti medici veterinari potete mandare una mail a programmi@di-tv.net. Vi do appuntamento a domani, perché domani sera andiamo insieme a ballare.